Ciao a tutti, oggi prepariamo i gamberi in sao. Che serve? Pinoli, uvetta, i gamberi giustamente e la cipolla. Ora vi faccio vedere come si puliscono i gamberi. Allora tolgo il carapacio, che è questo. Con stuzzicadente cerco di togliere il filo. Perfetto. E questo è il filo. Abbiamo tolto il filo. Questo sarebbe come si pulisce il gambero. A posto, fino a qua. Adesso io per prima cosa faccio? Vado a tostare i pinoli. Adesso io verso i pinoli. L'uvetta l'ho messo a mollo. Adesso io la strizzo bene, poi la vado ad asciugare perché per quanto poco manna sempre qualcosa. Lo sto tagliando per fare l'insaor, la cipolla, che adesso va appassita anche questa. Non va soffritta, non va niente, appena. Io penso che può anche bastare, ok, grazie. Sì, è pronto. Ecco fatto. E siamo pronti. La lasciamo qui al minimo. Ok, ora mettiamo l'olio. Sempre extravergine, mi raccomando. Adesso io vado a strizzare, asciugare l'uvetta, che l'uvetta deve essere asciutta. È caldo, sì. E le sarde di saor, sarebbe le sarde di saor, tutte le cose. Adesso è venuto fuori il radicchio in saor, i gamberi in saor, a zucca in saor. Cioè ci sono tante cose perché è un piatto che va tanto, è tipico veneto e va tanto ste cose. È buonissima sta cosa, che sarebbe in agrodolce. Allora i gamberetti, i gamberoni, mattancolle non vanno cucinate tanto perché se si cucina troppo diventano dure. Va una girata, una scottata e una girata, stop. Poi alla fine mettiamo sempre il sale e il pepe perché io ho sta mania, perché è sempre alla fine, anche perché se noi usiamo tanto sale prima, sale cosa fa? Acqua. Ci vuole un altro po' di olio perché si capisce che manca. Bene. Allora, questi piatti qua, come i gamberi e i sardi saor, sono piatti tipici veneziani che si trovano nei bagni di Venezia. Tutti i cicchetti si trovano là e più ne ha più ne metta perché sono bravi loro, specialmente per il pesce. Adesso io metterei anche l'aceto. Ok? Basta. Allora, i pescatori veneziani cosa facevano una volta? Andavano via per 5-6 mesi. Allora arrivavano al punto che pescavano le sarde e avevano scoperto che il sale era un mantenimento. Ecco dove è nato dei pescatori, come il baccalà. Lo mettevano sotto sale, perciò loro quando arrivavano dopo 6 mesi avevano il pesce fresco pescato. Era l'unico pesce che loro prendevano. Arrivavano a casa soddisfatti. Ecco perché adesso che c'è ancora le sarde sotto sale, le allici sotto sale. E quello è un pregio quello. Io adesso metterei anche i pinoli e l'uvetta. Al sentimento li facciamo prendere un pochino. Si deve rapprendere in modo che dà sapore, che sennò casca dalla bocca. Dicono che è il meridione che ha la mania, che ne so, dell'uvetta, dei pinoli, non è vero.
Venezia è come nel meridione, perché se tu fai le sarde in sao veneziane, che l'uvetta e pinoli. A Treviso solo cipolla. Adesso si sta passando bene. Mettiamo anche gli ultimi due perché tutto costa qua. Io faccio appassire la cipolla perché così rimane morbida, non viene bruciata perché sennò sa da bruciato, e questi sono i risultati. Vieni a vedere, vedi che è già perfetta adesso, guarda che bella che è. Adesso che la cipolla si è appassita, noi mettiamo anche i gamberi, perché questo serve un attimo, non serve cucinarla. Metto appena diventa rosa è pronto tutto. Le abbiamo fatte belle ricche però, diciamoci la verità. Vedi che già si riprende, vedi? Quando diventano rosa sono pronte, vedi? L'uvetta è diventata bella gonfia. Come ho detto prima, non va tanto cotto perché altrimenti diventano duri. Questo è il sistema. E il sapore rimane integro. Mi pare bene, Dopo non so, mi dovete dare un giudizio. Questi vanno conservati per 3-4 giorni sicuramente in frigo, Si può, anzi, meglio l'indomani che adesso. E come il tiramisù questi, più come pasta e fagioli, sono piatti che più rimani là e più sapore ha. Come me, se mi passo, sono meglio. Adesso sono un attimo di donna e ora è così. Guarda che bei però, dai. Adesso li mettiamo, impiattiamo. Basta, e anche un poco di pepe. Pepe non vada mai da mancare. Basta, fine. Allora, per primo metto il fondo del saor a cipolla, poi metto dei gamberi, facciamo così, dopodiché mettiamo un altro strato, dopodiché mettiamo così, bene, grazie, questo è il piatto che ho preparato per voi e spero che sia di vostro gradimento. L'abbiamo fatto un po' ricco, giustamente. Grazie infinite di tutto, è stato un piacere madornale, alla prossima. Grazie e buona giornata.